Lasciate le immagini del campione, abbiamo il privilegio di entrare nel Museo di Storia Navale, accompagnati dal nostro cicerone, Gilberto Penzo, un caro amico di Remi in Forcola. Per l'ultima puntata di Remi in Forcola parliamo ancora di imbarcazioni e di gondole. Quella che vedete è l'ultima gondola di Casada. Per saperne di più abbiamo con noi l'esperto, il signor Gilberto Penzo, il nostro amico Gilberto, che peraltro ha scritto un libro proprio sulla gondola. Ci dici un po' di più su questa gondola che abbiamo appena vista? Sì, siamo ospiti del Museo Storico Navale di Venezia, che ha conservato una serie di imbarcazioni storiche di eccezionale importanza, alcuni dei veri e propri pezzi unici. Questa è la sala dedicata alla gondola e alle sue varianti. La gondola in particolare che aveva inquadrato è l'ultima gondola di Casada, cioè la gondola privata di Peggy Guggenheim, che utilizzava per i suoi spostamenti a Venezia, e alla sua morte è stata donata al Museo Navale. Abbiamo anche le foto che la ritraggono mentre si faceva portare dal suo palazzo sul Canal Grande e in giro per la città, quando ancora le gondole potevano servire per i privati cittadini e non solo per l'uso pubblico di noleggio. Il tuo libro, eccolo qui, La gondola, un titolo chiaramente che non si poteva non cambiare, perché insomma è lei la protagonista di tutto. Poi vedo un sottotitolo, qual è esattamente? Ma io ho voluto fare il sottotitolo è Storia, progettazione e costruzione delle più straordinarie imbarcazioni tradizionali di Venezia. Ho voluto fare un libro un po', diciamo, diverso, col taglio che cerco di dare sempre alle pubblicazioni, cioè essere concentrati sul soggetto, sullo scafo. La gondola ha una grande stratificazione folclorica, turistica, cinematografica. Pochi però conoscono l'essenza dell'imbarcazione, cioè le sue caratteristiche proprio di architettura navale. Per far questo siamo andati nel cantiere, l'ultimo cantiere che è il cantiere di Tramontin, lo Squero, che ci ha spiegato tutti i dettagli, e questo noi li abbiamo riportati nel libro, facendo proprio il diario della costruzione dal taglio del tronco di rovere fino al giorno del varo. Quindi si può dire che grazie a questo libro l'arte della gondola sarà per sempre conservata su carta? Sì, io spero di sì, l'intenzione è questa. Io auguro a Tramontin naturalmente una lunghissima vita, però credo che questo sia un po' il suo testamento spirituale. Pochi si interessano a chi lavora manualmente, quasi sempre gli studi sono degli studi molto teorici, molto dotti, abbiamo formule matematiche. Pochi però vanno nel cantiere a chiedere direttamente all'artefice cosa sta facendo. Per esempio Tramontin usa ancora le misure tradizionali veneziane, usa delle tecnologie antichissime per piegare il legno e per realizzare la gondola, e ho trovato giusto proprio far parlare lui direttamente. Io sono stato semplicemente lo strumento che ha trascritto su carta questa cultura manuale e storica. E visto che abbiamo questa possibilità di vedere altri modelli di gondole in questa bellissima sala di gondole, ci puoi accompagnare a vedere qualcos'altro? Sì, abbiamo altri, per esempio 2 varianti dello scafo di gondola, perché come tutte le imbarcazioni veneziane era utilizzata per la vita quotidiana, e ogni barca aveva era stata modificata per poter assolvere meglio il compito. Questa in particolare è una barchetta a quadigambero, ed è, come vedete, la prua, invece di avere il caratteristico ferro, era slanciata in avanti e aveva questa specie di ferro da sandalo, però con il ricciolo ripiegato verso il basso. E questa è un'imbarcazione di servizio utilizzata anche dalla Marina, e si vede ancora nelle splendide fotografie ottocentesche di Naia e dei fratelli Alinari.